Una duplice vittoria quella per Matteo Milan, che ha conseguito 2 medaglie nei Giochi invernali Special Olympics di Merano. Vediamo il servizio. Ci troviamo nel centro polifunzionale per disabili di San Donà di Piave, dove oggi festeggiamo una speciale vittoria. Matteo Milan, ragazzo sandonatese affetto da sindrome di Down, ha conseguito una duplice vittoria alla 24esima edizione dei Giochi invernali Special Olympics di Merano, ottenendo soddisfazioni non solo sportive ma anche morali, segno di come la volontà molte volte superi qualsiasi barriera. Siamo qui con Matteo, che ha appena ottenuto una duplice vittoria, una medaglia d'oro e una d'argento. Matteo, che cosa hai provato quando hai vinto, quando hai raggiunto questo obiettivo sportivo? Ho vinto tante gare di sci, alpinismo. E ti sei allenato grazie appunto al centro qua polifunzionale? Qua no, in montagna, a Val di Zaldo. Il giovane fa parte della DS di Zoldo Alto, categoria intermedi, e si è distinto nella sua ultima gara portando a casa una medaglia d'oro e una d'argento. Matteo Milan frequenta inoltre il centro diurno polifunzionale per disabili di San Donà di Piave in via Calnova, una struttura adibita allo svago e alla formazione di ragazzi disabili, che gode del supporto dell'ASL locale e di un gruppo di esperti attenti e competenti. Di cosa si occupa il centro polifunzionale disabili e com'è una giornata tipo? Allora, il centro diurno polifunzionale per disabili accoglie dei ragazzi chiaramente in difficoltà con varie patologie e si occupa di educazione e riabilitazione. E la giornata tipo, i ragazzi arrivano qua dalle 8 alle 9, fanno un'attività di laboratorio o delle uscite o delle attività per esempio anche motorie per quanto riguarda per esempio anche Matteo Milan, e poi pranzano a mezzogiorno e poi rimangono qua fino alle 3:30 e fanno attività di laboratorio, continuano l'attività di laboratorio, poi rientrano a casa. Una vittoria quindi quella di Matteo, che comunque vi dà anche delle soddisfazioni. La vittoria di Matteo ci ha dato molta soddisfazione, ci ha anche dato un frutto un po' anche del nostro lavoro, perché un investimento che facciamo ai nostri ragazzi è quello appunto anche nell'attività motoria. Non è il primo successo che otteniamo. Abbiamo avuto anche un campione olimpico a Pechino che ha vinto la medaglia d'oro ai 50 metri d'orso. Quindi ti piace più la montagna che il mare? Sia la montagna che il mare. Tutti e due? Sì. Sei contento allora di questa vittoria? Sono molto contento di questa vittoria. Questo vuole essere l'esempio di come un ragazzo, anche se speciale, può conseguire risultati paragonabili a quelli di qualsiasi individuo e si pone come spunto di riflessione per ovviare a qualsiasi tipo di discriminazione.